Sono le ore 15:26 in questo istante, oggi è il 19 agosto 2022, siamo a poco più di un mese dalle elezioni del 25 settembre 2022, elezioni che a parere mio saranno l'inizio ma anche la fine, oppure la fine ma anche l'inizio di qualcosa di importante. Perché credo che dopo queste elezioni del 25 settembre di quest'anno inizierà un nuovo percorso, perlomeno per quanto riguarda in Italia, per tutti quanti noi. Per tutti quanti noi intendo per il popolo italiano, intendo per i cittadini italiani. Domenica dovremo consegnare le firme che abbiamo raccolto con tantissima fatica, le firme per cui io voglio ringraziare tantissime persone, ma voglio ringraziare innanzitutto chi ci ha dato le firme nei comuni dove siamo stati, nei banchetti che abbiamo fatto, noi di UML, di Unione Movimenti Liberazione, ma anche le persone che ho conosciuto, belle persone, di Alternativa per l'Italia, che è il simbolo che mi auguro tutti voterete il 25 settembre, se non fosse altro per il fatto che è l'unico simbolo in Italia che rappresenta un'entità, un soggetto politico cristiano. Naturalmente sto parlando dei cristiani, di chi ha la fede nel cristianesimo. Sto parlando di chi ama la famiglia, e per famiglia intendo la famiglia che genera i bambini. Sto parlando di tutti coloro che ci hanno votato e che in noi, cioè ci hanno votato, di tutti coloro che hanno apposto la loro firma in queste 2 settimane faticosissime, ve lo posso garantire, perché abbiamo corso come matti per raccogliere queste firme, andando di qua e di là nei mercati ovviamente della provincia di Vicenza. Io in alcuni mercati della provincia di Vicenza sono andato personalmente, ho avuto modo di rapportarmi con la gente, con le persone, mano a mano, con le persone, guardandole nel viso, persone giovani, persone anziane, persone meno anziane, persone fragili, persone meno fragili, persone disperate e persone meno disperate, ma tutte con una sine quo conditio, mi sembra che si dica, scusatemi se poi ho sbagliato, tutti con una, come dire, con un velo di tristezza, e allo stesso tempo però che lasciavano trasparire una forma di fiducia, forse, nel futuro, anche se non dichiaratamente. Io ho visto in tutte queste persone, ho visto tantissima tristezza per come è ridotto il nostro paese, per come è ridotta la nostra nazione. E allora voglio dire a tutti, anche a quelli che non ho potuto vedere, per esempio avrei voluto andare a Tavernelle di Altavilla di Vicentina, dove io sono cresciuto, dove io ho frequentato l'asilo e le scuole elementari, avrei voluto incontrare lì tutte quelle persone che oggi adulti sono tutti padri e madri di famiglia, per ringraziarli, anche se non sono potuto andare da loro, e soprattutto se non abbiamo potuto raccogliere le loro firme, nel caso avessero voluto apporle nei moduli. Voglio ringraziare tutti quelli che hanno firmato, ma anche quelli che non hanno firmato. Perché noi di Unione Movimenti Liberazione, anche se ci presentiamo in alleanza con Alternativa per l'Italia, siamo nati e stiamo crescendo per la libertà, per l'uguaglianza, ma soprattutto per la dignità delle persone che a parere mio non conoscono
sesso o distinzione di qualsiasi tipo. La dignità è dignità. La dignità è di tutti, appartiene a tutti, a uomini, a donne, a bambini, ad anziani, ai giovanotti. La dignità appartiene a tutti. La dignità è qualcosa che sta scritto nella nostra Costituzione a chiare lettere. E io ritengo che chi ha governato l'Italia, almeno negli ultimi 20 anni, non abbia tenuto conto in nessun modo della dignità, non dico tanto delle persone, ma dell'essere umano, del genere umano. Se è vero come è vero che molti di loro dicono apertamente che si deve andare verso il transumanesimo, ovvero una forma mista, ibrida, di qualcosa che sia fra uomo e macchina, integrati fra di loro. Ed è per questo che vi invito veramente a dare un'occhiata ai programmi elettorali di coloro che andrete a votare, perché sono sicuro che troverete delle sorprese veramente imbarazzanti. Per esempio mi risulta, anzi uso il condizionale, mi risulterebbe che nel programma della Lega, se non sbaglio al quinto punto, c'è inserito il fatto che la Lega voglia dare o proporre l'identità digitale sin dalla nascita. Ora, per chi come me sta studiando tantissimo da diversi anni e conosce molto bene la situazione, devo dire che quando sento parlare di identità digitale mi rabbrividisco. Perché l'identità digitale, per come la intendono loro, è qualcosa di mostruoso, è qualcosa di veramente repellente, è l'inizio della vera schiavitù del genere umano, perché di identità digitale non si parla solo in Italia, ma si parla in tutti gli stati che hanno accettato le condizioni di alcuni pseudo filosofi, ma che a parere mio non sono filosofi o filantropi, ma veri e propri criminali. Dunque fate bene attenzione a cosa voterete il 25 settembre, perché a parere mio in Italia non esistono più né destra né sinistra, né tantomeno centro. Esistono due contrapposizioni che sono rappresentate dal bene e dal male. Io sono certo di essere in una di quelle entità che si proporrà alle elezioni, se la settimana prossima avremo la certezza di essere presenti. Io mi auguro di sì e penso di sì, ma noi siamo certamente in una alleanza con Alternativa per l'Italia di Adinolfi e di Stefano, che sicuramente non rappresenta il male. Ma ho sentito molte persone romane, laziali, dire in questi ultimi 2 anni che Roma ha il cancro e che il cancro ha preso Roma fino alle radici. Con questo non voglio dire che tutti i romani sono il cancro, sono incancreniti, ma certamente che chi ha governato l'Italia nei palazzi romani non merita alcun rispetto da parte mia e da parte di tutti coloro che in Unione Movimenti Liberazioni si riconoscono. Noi abbiamo timore che la gente non abbia ancora capito bene che votando la destra o la sinistra o il centro, di coloro che risiedono già in Parlamento, di coloro che non hanno avuto bisogno di stare svegli giorno e notte per raccogliere firme, bussare alle porte degli amici e girare come trottole, sentendosi dire perfino dai comuni lo sappiamo quanto state lavorando, sappiamo molto bene quanto state correndo e vi ammiriamo. Ecco, questa è stata una frase che ho sentito dire da qualcuno che mi ha riempito il cuore di serenità, di pace, perché mi ha fatto pensare che non siamo soli. Noi che veniamo considerati pazzi perché siamo contro il sistema, contro questo sistema che sta governando l'Italia da troppi anni,
Siamo, come dire, siamo stati trattati come degli appestati, siamo trattati come degli appestati, soltanto perché stiamo cercando di resistere a questo sistema e stiamo cercando di portare avanti un modo nuovo di fare politica, un modo che sia più vicino ai cittadini, e lo ribadisco, i cittadini, esseri umani, dei quali io credo che sia la destra che la sinistra in Italia si sono assolutamente dimenticati, perché loro si riempiono la bocca di promesse che continuano a fare, visto che hanno tutta questa visibilità nei media nazionali, scusatemi il gioco di parole, e parlo delle televisioni, delle radio, dei giornali. Loro hanno tantissima visibilità, certamente che ce l'hanno, perché fanno tutti parte dello stesso circo. E allora io ho voluto fare questo video oggi per ringraziare, ribadisco, tutti coloro che hanno firmato per noi di Alternativa per l'Italia e ovviamente per i movimenti che in Alternativa per l'Italia si sono riconosciuti con questa alleanza. Ringrazio veramente di cuore alcuni di loro, soprattutto coloro che a Padova e a Vicenza con me si sono spesi tantissimo per raccogliere queste firme. Però ci abbiamo messo l'anima, ci abbiamo messo il cuore, ci abbiamo messo tutto di noi stessi, ci siamo veramente spremuti. Anche gli altri movimenti di nuova generazione, con la differenza che alcuni di loro, purtroppo, io non faccio nomi, ma vi dico che vi stanno gabbando. Fate molta attenzione, studiate molto, ma molto bene chi sono. Andate a vedere i loro programmi elettorali prima di votare. Studiateli, avete tempo per studiarli, informatevi bene. Dopo le elezioni ne riparleremo ampiamente, ma se si dovesse concretizzare questa realtà, se dovessimo andare alle elezioni il 25 settembre, anche noi di Unione Movimenti di Liberazione, ripeto, con il simbolo di Alternativa per l'Italia, non dimenticate questo simbolo, Alternativa per l'Italia, che fra l'altro mi sembra che sia l'unico in Italia che abbia all'interno di se stesso la scritta No Green Pass. E questo non vuol dire che noi siamo complottisti, vuol dire che noi abbiamo capito la verità semplicemente, vuol dire che noi abbiamo il coraggio di dire la verità, a differenza di molti altri che sono nati sull'onda lunga del Covid e hanno fatto le piazze di tutta Italia, a destra e a manca, e io mi chiedo dove siano andati a prendere tutti questi soldi per fare tutte queste piazze continuamente. Per carità, buona cosa che le piazze si siano risvegliate democraticamente, senza creare danni di alcun tipo, ma c'è un punto interrogativo. Io voglio ringraziare veramente ancora una volta tutti coloro che hanno firmato, ma anche chi non ha firmato per noi. Perché moltissimi di coloro che non hanno firmato per noi non hanno firmato dicendo io sono stanco della politica, sono stanco di essere preso per il culo, sono stanco di essere raggirato, non ci credo più, io non voterò più. Queste persone, anche se non hanno firmato per noi, sono persone degnissime di essere rispettate, perché sono persone che sono arrivate a dire questo per un malgoverno che in Italia dura da 20 anni o di più. E allora, se l'Italia è mal governata e non abbiamo altro sistema per ripristinare la legalità, per ripristinare i diritti umani, per ripristinare la dignità umana, se non abbiamo altro sistema che quello democratico
perché violenti non siamo, quello democratico, di metterci in gioco, come ho fatto io per la prima volta nella mia vita, anche se da anni me lo chiedono, di mettersi in gioco, allora vuol dire che voi dovete studiare bene chi andrete a votare, perché credetemi, quello che sta succedendo è qualcosa di veramente, è un confine che proprio delimita il bene dal male assoluto, e non è finita qui, perché a settembre inizieranno veramente i giochi, perché se loro vinceranno senza nessuno fra di loro, senza nessuna contrapposizione, senza nessuna entità nuova, io credo che per noi diventerà molto difficile vivere, molto di più di come già stiamo vivendo, perché la situazione andrà degradandosi e peggiorando sempre di più, sino a metterci veramente con l'acqua alla gola. Molti milioni di italiani sono già con l'acqua alla gola, ma vi posso garantire che accadrà di peggio, molto di peggio. E lo dimostra il fatto che noi non possiamo dire quello che sappiamo, non possiamo dire quello che conosciamo, perché non abbiamo i mezzi per farlo. Perché se io dico una parola sbagliata, una parola che a qualcuno non piace, zacchete, ci censurano. Siamo tutti censurati perennemente, siamo tutti sorvegliati perennemente, anche se dovremmo essere uno Stato democratico, cosa che non siamo, perché l'Italia, se andate a vedere la classifica dei paesi democratici, è alla lunga lontana dai primi posti. E noi vogliamo esportare la democrazia nel mondo? L'America vuole esportare la democrazia nel mondo? Boh. Io so che l'America ha fatto centinaia e centinaia e centinaia di guerre nel mondo e so che molti sono complici di quanto è avvenuto nel mondo, e quindi noi vogliamo costruire un nuovo mondo, e l'unico sistema per costruire un nuovo mondo è che, pur non conoscendo tutte le verità che dovreste conoscere, dovete iniziare a fidarvi di qualcuno. Io lo so che è difficile da fare, ma dovete iniziare a fidarvi di qualcuno. E siccome io sono in questa alleanza rappresentata da Alternativa per l'Italia e so per certo che in questa alleanza c'è gente per bene, gente sana, gente che vuole bene ai nostri anziani, al nostro futuro, ai nostri figli, alle nostre mamme o mogli, io chiedo a tutti quanti voi, il 25 settembre, di mettere tutti la vostra X, il vostro segno su Alternativa per l'Italia, perché Alternativa per l'Italia lotta veramente per la famiglia italiana, per la famiglia cristiana. So che molti, quando sentono dire questa parola, si oppongono, ma io sono fiero di essere cristiano, sono fiero di credere in Gesù Cristo, nella Madonna, nei Santi e in colui che ci ha donato questo grandissimo spazio infinito. Dunque, io vi aspetto tutti a votare il 25 settembre per Alternativa per l'Italia, perché tutti coloro che hanno governato l'Italia in questi decenni, 20 o 30 anni, in questi ultimi 20 o 30 anni, non sono degni di rappresentare il popolo italiano, e noi sappiamo perché. L'Italia è una grande nazione, è la nazione che al mondo è più ricca di beni architettonici, di beni storici. Siamo la più grande nazione del mondo, abbiamo inventato tutto. Andate a studiare. Abbiamo inventato
tutto e loro ci hanno fatto a pezzi. È iniziata la svendita dell'Italia da molti anni e ora stanno terminando di fare a pezzi il nostro paese, il nostro bellissimo paese, per esempio con le spiagge italiane che vogliono mettere di nuovo all'asta, diciamo così, per darle a entità straniere, per darle a stranieri che non si sa chi sono o da chi sono finanziati e perché. Hanno svenduto tutto, hanno distrutto tutti i marchi storici italiani o li hanno costretti ad andare all'estero. Informatevi, informatevi, perché tutto quello che conoscevamo da bambini non esiste più. E io invece voglio che i nostri figli, i nostri nipoti, i nostri pronipoti tornino ad essere fieri, orgogliosi di essere italiani, di essere figli o pronipoti o nipoti di italiani, perché la nostra, lo ripeto, è una grande nazione, grandissima. Noi non abbiamo niente da imparare o da invidiare a nessuno, abbiamo solo bisogno di essere governati da uomini e donne con il cuore e ricordandosi sempre che al primo posto, come dice la nostra Costituzione, c'è il popolo sovrano, non l'Europa, il popolo sovrano. Ricordandosi sempre, caro Salvini, o caro Letta, o caro Berlusconi, o cara Meloni, che la dignità degli esseri umani non ha valore, non ha prezzo. Voi dovete rispettare la dignità degli uomini, delle donne. Lo dovete fare, perché anche se vincerete le elezioni, vi assicuro che non sarà la fine, ma sarà l'inizio, perché ormai il seme della diffidenza, non voglio usare altre parole, contro di voi, lo avete seminato voi. E l'unico modo che avete per fare in modo che questo seme non oscuri le vostre persone è quello di rispettare la dignità umana. Chiudo dicendo che spero che in molti vediate questo video, perché quando io faccio i video in diretta su Facebook solitamente non mi guarda quasi mai nessuno, ma poi riesco ad arrivare a centinaia o migliaia di visualizzazioni se lo metto per esempio su Telegram. E spero, dicevo, che chiunque ami la libertà, chiunque ami il rispetto dei diritti umani, vi ricordo che esiste una cosa che si chiama DUDU, Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, andate a leggerla. Vi ricordo che esistono molti trattati internazionali che l'Italia ha apertamente violato, stando lì nel confine della legalità. E io mi auguro e spero che tutte queste persone che hanno fatto male alla dignità dell'essere umano, male agli esseri umani, male alle famiglie italiane, ai lavoratori italiani, al popolo italiano, alle imprese italiane, a quelli che costruiscono le case in Italia, alle partite IVA italiane, agli anziani italiani, tutti coloro che hanno fatto il male del popolo italiano, mi auguro che vengano un giorno processati per aver compiuto un vero atto di tradimento contro il popolo italiano. E lo disse per che quando un governo non governa a favore del proprio popolo bisogna essere preso con i bastoni e con le pietre. Lo disse Cossiga, che un certo uomo avrebbe fatto a pezzi l'Italia e l'avrebbe svenduta. Voglio ricordare a tutti quanti voi che dal momento in cui il signor Prodi svendette
fece il primo tradimento mettendosi d'accordo con Kohl in Germania per far entrare l'Italia in Europa, fu l'inizio della fine per il popolo italiano. Non fidatevi più di nessuno che sia o che sia stato dentro al Parlamento italiano o dentro al Senato italiano. Non fidatevi più. Con questo ho concluso. Vi auguro buona vita a tutti. Ci rivedremo, ci risentiremo, penso, probabilmente. Vi auguro buona vita a tutti e mi auguro che il nostro Signore e la Madonna, che tanto amava Karol Wojtyła, per gli amici Lolek, vi protegga le vostre famiglie, protegga i vostri uomini, le vostre donne, i vostri figli, il vostro lavoro. E mi auguro veramente di cuore un giorno di potervi abbracciare con sentimento, con un abbraccio caloroso, tutti i miei amici, tutti coloro che mi hanno voluto bene, che mi vogliono bene, e soprattutto quelli di Tavernelle e di Altavilla Vicentina, che ho nel cuore da quando avevo 4 anni. Grazie a tutti, viva l'Italia, sempre. Natus ex patria moriendi, impetum defendere.